Mister Becciu, una stagione con la formazione allievi della Torres, qual è il bilancio fin qui di questo campionato? È un bilancio tranquillo, stiamo andando un po' così per far crescere soprattutto i ragazzi. Siamo partiti un po' benino, poi giustamente siamo andati a compensare con il 2001 la squadra della Juniores, che quest'anno ha un grande impegno, perché se vince il campionato aiuterà anche la prima squadra per essere ripescata. Noi stiamo lavorando bene con i 2002, stanno crescendo abbastanza bene, pronti per il prossimo anno. Soprattutto per farli, è capitato già qualche giorno qua che qualcuno ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra, quindi l'obiettivo è quello, farli crescere. Per quest'anno si fa per crescere, poi il prossimo anno si pensa all'altro. Mister, sono ragazzi ovviamente molto giovani, quali sono le difficoltà? In questa età si affronta soprattutto noi, abbiamo il 2002, trovandosi con ragazzi del 2001 un po' la difficoltà c'è, difficoltà ad esempio fisica, noi stiamo tentando di compensare su quello, va benissimo così quest'anno. Grazie alla camicia del Torta stiamo premiando anche tanti ragazzi che si stanno inserendo con la prima squadra per gli allenamenti, che aiuta tantissimo a crescere anche loro, e soprattutto ogni giovedì facciamo sempre la partita in famiglia con loro, è una grandissima cosa per loro giocare con ragazzi di esperienza che li stanno aiutando tantissimo anche. Grazie mister, allora in bocca al lupo per il proseguo del torneo. Forza Torres.